Ortaggi, piante, frutti, fiori. Un vero e proprio orto urbano, quello allestito stamani ad Olo, all'esterno del Cinema Teatro Italia, per dire ancora una volta no al progetto di Veneto City, la cittadella del terziario che dovrebbe sorgere lungo la riviera tra le province di Venezia e Padova. Per i proponenti di Veneto City e per i politici che l'hanno approvato, la terra ha valore perché, per la speculazione immobiliare. Per noi la terra ha un valore perché ci dà da mangiare. Dopo l'accordo di programma siglato a dicembre 2011, ora si attende il piano attuativo che dovrebbe essere presentato nei primi mesi del nuovo anno. Al TAR sono già pendenti 7 ricorsi, sottolineano i comitati, più agguerriti che mai, nel tentativo di evitare quello che considerano lo scempio del territorio. Siamo pronti a fermare anche i cantieri, non solo a impedire il progetto per vie legali. All'esterno del teatro la protesta dei comitati, all'interno il convegno su Veneto City, promosso dagli industriali locali, ancora in riserva sulla bontà del progetto. Se un progetto insiste in un territorio deve lasciare la ricchezza su quel territorio. Per ricchezza non mi riferisco solo a quella economica, ma mi riferisco anche a quella ecologica. A fornire rassicurazioni in merito l'architetto Daniele Agnolona, coordinatore del progetto urbanistico, che esclude qualsiasi fine speculativo da parte della società proprietaria dei terreni, anche perché le aree sono edificabili già da 17 anni. Veneto City sarà un intervento, ripeto, che avrà come obiettivo e che ha come obiettivo quello di ridurre sostanzialmente gli impatti di una nuova edificazione, ma si è data anche come obiettivo, e questo è normativo, non è solo ce lo siamo dati come obiettivo, quello di risolvere le problematiche che attualmente affliggono quel territorio. Faccio l'esempio della parte idraulica, ma potrebbe valere anche per la parte trasportistica, per la parte della viabilità.